Noi siamo contenti perché le prenotazioni sono andate, siamo già quasi tutti quanti, ho sentito anche i miei colleghi, sono praticamente quasi tutti al completo per la giornata per stasera e anche per la giornata intera di domani, che è il giorno di Ferragosto. Ristoranti pieni, boom di prenotazioni per il weekend di Ferragosto sui Colli Euganei. Il bilancio è positivo, nonostante le notizie sul fronte sanitario e i relativi provvedimenti mettano sempre sul chi va là la categoria dei ristoratori. 12 quelli di Torreglia, accorpati nell'associazione Tavole Tauriliane, che pur notando un cambio di rotta del turismo straniero, riescono in questa stagione, condizionata da certificati da esibire e controlli, a compensare con il turismo nostrano. Pre-Covid avevamo visto anche negli ultimi anni olandesi, francesi, belgi. Quest'anno, tranne qualche caso, io almeno non li ho visti girare. Diciamo che abbiamo visto un ulteriore aumento degli italiani, che probabilmente complice il fatto che all'estero magari ci va molta meno gente, però abbiamo visto, e complice anche il fatto che siamo stati chiusi parecchio, la gente ha avuto voglia di uscire da quando abbiamo aperto. Non solo inversione di marcia sul turismo, ma anche per quel che riguarda la location. All'insegna del Green Pass la richiesta di mangiare all'aperto aumenta nonostante l'ondata di caldo. L'anno scorso con queste temperature avremmo avuto molta più richiesta di stare all'interno con l'aria condizionata, invece quest'anno la prima cosa che ci chiedono anche con queste temperature è di rimanere fuori, di stare all'aperto fuori. Non so se sia il Green Pass, se sia la gente che vuole star fuori, però questo l'abbiamo notato, insomma.